I primi giorni di interventi per i circa 500 senza dimora del Veneziano potenziati dal comune stanno dando esito positivo. Sta andando molto bene, devo dire che gli inserimenti stanno avvenendo molto bene in casa dell'ospitalità e la sperimentazione che vede impegnati come operatori alcuni ospiti dell'attuale casa dell'ospitalità, quindi senza dimora, che stanno avviando un processo di inserimento sociale, sta funzionando molto bene, stanno lavorando molto bene ed è l'occasione in cui possono dimostrare di essere pronti a fare poi un passo in avanti. Fondamentale infatti il coinvolgimento di alcuni senza dimora nel progetto fortemente voluto dall'assessore Venturini. La nostra idea è non solo assisterli dandogli una coperta, ma chiedere che si rialzino insieme a noi e cerchino insieme a noi di trovargli un lavoro, una casa, un posto dove vivere. La soluzione non può essere solo quella del pietismo o della carità, ma deve essere quella del riscatto delle persone. Da questo punto di vista, questa nuova progettualità interrompe 20 anni di assistenzialismo e lavora invece per un inserimento sociale delle persone. Un progetto a lunga scadenza dunque che non si ferma al periodo invernale ma va oltre. Noi puntiamo da qui al prossimo anno a inserire lavorativamente delle persone oggi senza dimora, toglierle dalla strada e offrendogli un'opportunità di riscatto.